Sportivi, il saluto da Francesco Capoca vi giunge dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata, provincia di Agrigento, in campo per la 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, Camarat e Castellammare, una partita che i padroni di casa cercheranno di vincere a tutti i costi, considerando i risultati dagli altri campi e considerando gli impegni delle avversarie per un posto nei playoff, in particolare il pareggio tra Partinico Audace e San Vito Lo Capo emerso ieri, e altre partite molto interessanti in programma oggi, tra cui Don Carlo Misilmeri e 90-011 Bagheria, e considerando anche la sconfitta del Marsala di ieri contro la Parma, vale la partita che l'Unitas Sciacca dovrà affrontare contro il sempre insidioso San Giorgio Piana. Le squadre sono pronte, schierate agli ordini del direttore di gara, che è il signor Scalavino della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti che sono Nicosia e Principato. Prende il via Camarat Castellammare, mettetevi comodi, si comincia. Solito sostegno forte e importante da parte del gruppo organizzato dei Montanari a incitare la squadra di mister Fabrizio Cammarata a quello che sarebbe il 7° risultato utile consecutivo, con una scalata importante in cima alla classifica. Le formazioni con il Camarat che si schiera con in porta come sempre Tano Dolenti, poi Cuffaro che gioca sull'out di destra della linea difensiva, completata da Pisciotta sull'altro out. Anzi, Pisciotta gioca proprio sulla stessa banda, sull'altro out gioca invece Cracchiolo. I centrali difensivi sono Capitan Baio e Mirabelli. In mezzo al campo gioca Pane insieme all'Edesma, con il già citato Pisciotta insieme a Guadalupo a dare i rifornimenti a Osvaldo e a Nacio Pierce. Dall'altra parte il Castellammare di mister Peppe Mione, che qui attacca col possesso subito intercettato, la palla gestita da Cuffaro. Formazione della Castellammare con in porta Di Paola, linea difensiva, o meglio in campo con il numero 2 Lobosco, con il numero 8 Tarantino, con il numero 5 Caronia, con il numero 3 Baccaro, con il numero 6 Lampo, con il numero 14 Musso, con il numero 4 Pipitone, con il numero 11 Frisella, con il numero 10 Malikba, con il numero 7 Colantoni. Attacca il Camarat con Cuffaro, prende il centro, il numero 19 che opera il cross, troppo lungo per tutti, in particolare per Nacio Pierce. Applausi comunque dal pubblico del Di Marco. Allora si riparte con Samuele Di Paola al rinvio. Giornata numero 21 che, come dicevo prima, ha già detto tanto, soprattutto nella zona medio-alta della classifica, con il pareggio di Terrasini tra Partinico Audace e San Vito, soprattutto la sorprendente sconfitta del Marsala a Palermo ad opera della Parmoval, quindi già inciampa alla prima trasferta Giovanni Ignoffo. Ora occhio e testa però solo alla gara del Di Marco, qui con Mirabelli che mette la palla in fallo laterale. Sarà una rimessa per il Castellammare con Colantoni che la lascia a Lobosco, lunga direttamente dentro l'area di rigore, praticamente un corner con le mani, colpo di testa, poi la palla che rimane lì, Cebà in fuorigioco, a nulla vale la giocata successiva di Colantoni. Corretta la chiamata da parte del signor Principato, anzi del signor Nicosia, Principato primo assistente, Principato secondo assistente che opera sotto la tribuna coperta del Di Marco, primo assistente come di consueto, quello vicino alle panchine, Nicosia. Tanto di testa Osvaldo, di testa Pierce, pulisce l'Edesma, tutta argentina questa azione del Camarat. Poi Cuffaro decide di cambiare gioco dalle parti di Cracchiolo. Guadalupo prova a prendere il centro, il fantasista dei bianco-blu, poi Pane con l'Edesma. Di prima Pisciotta, qui bella giocata, bella trama che libera Pierce, al tiro Pierce,
sparacchia sopra la traversa, ma che bella azione qui del Kamarat, conclusa non al meglio da Nacho Pierce. Ma gran bella trama, gran bella trama. Conclusa sopra la traversa dall'ex attaccante del Montelepre. Colpo di testa di Ledesma, quello di Guadalupo che stacca altissimo, poi pallone giocato in avanti per Colantoni, l'anticipo facile di Lorenzo Mirabelli. Qui Pipitone in anticipo dopo l'errore di Cracchiolo, anticipato ancora dall'ex Favara. Ora Osvaldo fermato in maniera regolare da Frisella, sbagliato poi per il tocco per Tarantino, allora ne giova Cuffaro. Qui tunnel intanto di Pisciotta, si accende subito la partita, interviene Caronia, Ledesma la chiama Pane e la riceve Guadalupo, qui quasi incespica Colantoni, si chiude subito basso il Castellammare, palleggia Ledesma, Cuffaro con il cross, il velo di Osvaldo, la palla poi torna da lui, c'è Pierce, spalla alla porta, Pierce controlla, va giù, palla che finisce, buona per Guadalupo! Kevin Guadalupo, vantaggio Kamarat, ma qui grande lavoro di Nacho Pierce che fa la sponda e segna ancora Kevin Guadalupo, 1-0. Riprende subito il gioco col Castellammare che cerca di attaccare, poi Frisella lotta, Pipitone, pallone intercettato da Cuffaro, poi ancora Cuffaro, trattenuto da Pipitone, calcio di punizione, reclama il cartellino giallo il pubblico del Di Marco ma anche la squadra. Qui Frisella prova a parlare con il signor Scalavino e si accende subito il match con il vantaggio firmato da Kevin Guadalupo, ma lavoro strepitoso da boa pura di Nacho Pierce. Guadalupo di testa prova ancora a servire l'argentino, l'anticipo secco di Bartolo Caronia, poi Mirabelli ci mette la testa, pallone giocato nuovamente in avanti al Castellammare ma può controllarla senza problemi, senza pressione Cuffaro. Pane, Cuffaro, Baio, riproposto da centrale difensivo, riesce in scivolata a servire Cuffaro, esce bene dalla pressione avversaria il Kamarat, anche se poi interviene Caronia. Frisella, incrocio di gambe, incrocio di traiettorie con Osvaldo, punizione. Punizione con Pipitone che fionda lungo l'intervento da parte di Cuffaro. Pisciotta alza la testa, poi va di trivela Caronia prima di Pierce, per ancora Pisciotta sulla seconda palla è più veloce, Pisciotta, gran giocata ancora, poi servizio per Osvaldo, scatenato Pisciotta, Osvaldo punta, poi mette in mezzo a cercare Pierce, l'uscita di Paola. È caldo Pisciotta e fa specie dirlo da queste parti dove caldo è una parola poco usata. Tanto palla lunga a cercare Colantoni, controllo, spalla alla porta, poi servizio in verticale sbagliato da parte di Vaccaro. Anche se c'è da fare una correzione doverosa perché non sta giocando Musso rispetto a quello che era previsto alla vigilia, sta giocando Noto con la maglia numero 9.
Musso col numero 14 figura regolarmente in panchina. Qui palla recuperata da Colantoni a cercare ancora Noto, anticipato dall'intervento di Mirabelli direttamente in fallo laterale. Rimessa per Lobosco, cercato Noto che non arriva, poi Mirabelli di testa a vuoto, poi anche con un tocco con la mano Vaccaro. Si dovrebbe ripartire da una punizione per il Camarat, a giudicare anche dal linguaggio del corpo del signor Scalavino. Tanto sponda di Guadalupo che prende in controtempo i suoi compagni. Pisciotta, Ledesma anche a dribblare l'arbitro. Osvaldo per Guadalupo, va a puntare Colantoni, poi palla per Osvaldo, Scucchiaia a cercare ancora Guadalupo, c'è l'intervento a chiudere di Vaccaro. Ledesma per Pane, Osvaldo avanza ai 20 metri, Osvaldo tiro respinto, poi palla che diventa buona per Guadalupo che dopo un rimbalzo regolare la tocca con un braccio, e allora punizione Castellammare con Pipitone. Battuta di Pipitone, a vuoto qui Pane, poi allontana Cuffaro, Pierce trattenuto da Lampo, punizione Camarat. Primi 11 minuti di Nacio Pierce a ridosso della perfezione, se escludiamo la palla gol divorata in avvio. Pane con la munizione battuta verso Mirabelli. Baio, Cuffaro, ancora Pane verso Cracchiolo. Qui Osvaldo con il velo che favorisce Guadalupo, ingresso in area, Guadalupo, uno sguardo in mezzo, Lampo arpiona il pallone, lo mette in calcio d'angolo, era tutto solo, tutto pronto. Pisciotta per il tap-in, gli ha strozzato la giocata il suo avversario col numero 6, ma occhio all'angolo, già battuto Di Paola, si arrampica, la prende, poi va subito a rinviare verso Malik Ba. Non semplice oggi la partita per il centravanti del Castellammare, anche perché per il momento sono passati 12 minuti, Camarat sembra padrone del campo. Mirabelli costretto a metterla fuori sulla pressione di Noto. La rimessa battuta verso Frisella, anticipato, poi in verticale troppo forte il passaggio di Vaccaro. Interviene Tano Dolenti che va da Cuffaro. Pane verticalizza subito, Osvaldo qui col tacco, la palla però torna da lui, viene anticipato però all'intervento di Colantoni. Guadalupo di testa Lobosco, poi Pipitone a cercare di gestire palla, lo gioca però più lontano che può, e Mirabelli la gioca su Cracchiolo. Pane gira su Cuffaro, sempre con pulizia, sempre con ordine. Baio su Pisciotta, adesso Pisciotta dopo il controllo da parte di Ledesma, poi forse un fallo da parte di Cuffaro, ma si gioca per il vantaggio. Tarantino col tunnel su Pane, subentra Pisciotta che recupera e subisce fallo. Si becca anche il 5 dal 5 da Ledesma e anche da Pane. Pisciotta, batte lungo Dolenti dove c'è solo Lobosco, che a sua volta va dove c'è solo Mirabelli.
Guadalupo di prima su Pierce, di prima ancora sul 20 che però viene anticipato da Vaccaro. Allora palla lunga a cercare di scatenare i cavalli di Ba, poi Noto, è tutto regolare, Noto strozza la conclusione, ma qui le proteste per un fallo antecedente. Ma che palla gol ha avuto il Castellammare qui, forse viziata da un fallo, ma va annotato questo errore clamoroso da parte di Alessandro Noto. Qui proteste abbastanza vibranti da parte di Dolenti. Mirabelli, Cracchiolo, verticale, in qualche modo Pipitone, ma di fatto la apparecchia per Ledesma che sbaglia, in qualche modo Osvaldo però. Pane, si muove Pisciotta tra le linee, poi bene Ledesma per Cuffaro, Cuffaro con il cross che diventa un tiro, sorvola la traversa. Di Paola, di testa Frisella, poi Tarantino verso Ba che allunga la falcata, lo attende Mirabelli, Ba serie di finte, Ba poi cerca di calciare in controtempo, trova le gambone di Lorenzo Mirabelli, primo calcio d'angolo anche per il Castellammare. Dalla bandierina Luca Frisella, pallone che spiove primo palo, interviene Pierce in anticipo sul lampo, poi Pisciotta, Pane prova a lanciarla più lontano anche per fare salire la squadra, si aspettava uno Osvaldo presente in zona, in realtà era da tutt'altra parte l'argentino. Pisciotta la mette in fallo laterale sull'attacco di Tarantino. Il numero 8 ospite che batte con le mani di testa Baio, poi Frisella in mezzo a 3, riesce a scaricarla, non era pronto però Tarantino, ma l'arbitro dà la rimessa al Castellammare, altra scelta discutibile da parte del fischietto palermitano. In ogni caso rimessa per Tarantino, pallone in aria, colpo di testa a mettere fuori, attenzione al controllo e al tiro deviato da parte del numero 7 Colantoni, blocca Dolenti che adesso catechizza anche i suoi compagni come a dire non fermatevi a protestare, anche perché rischiamo di beccare gol. Poi sbaglia il rinvio il portiere nativo di Caltanissetta. Tarantino con le mani, Baio direttamente su Frisella. Pipitone cerca di metterla in mezzo, vola a prenderla di testa Mirabelli, poi Guadalupo cerca di uscire in palleggio, cerca la giocata su Colantoni, ancora Guadalupo, lo scarico intercettato da Noto, sarà rimessa la rimessa di Guadalupo direttamente su Osvaldo, anticipato da Caronia, poi contatto regolare ai danni di Colantoni. Pisciotta anticipato da Lampo, Cuffaro se la sistema, va da Baio, di testa Lampo, Tarantino, lancio lungo, Baio la controlla, poi interviene Pepitone. Frisella verticalizza su Ba, la palla è buona, Ba non controlla, poi Baio rischiando qualcosa, cercando di scortare l'uscita di Dolenti, si è fatto anche male a una spalla il capitano del Camarat che adesso prova ad uscire, Osvaldo quasi dimentica il pallone, poi lo ritrova, la magia di Osvaldo, poi verticalizza, la palla rimane però corta
Tanto poi viene messa la palla fuori per verificare le condizioni di Bernardo Baio. Riprende il gioco Baio a bordo campo. Rilancia Dolenti, momentaneamente in 10 il Camarat. Pierce ha anticipato, tanto è rientrato Baio, quindi parità numerica ristabilita. Pane lancia dove non ci sono compagni, la palla esce in fallo laterale. Battuta lunga, colpo di testa, poi recupera Pisciotta, Osvaldo anticipato. Pane alza la testa e verticalizza cercando Pierce, c'è l'uscita di Di Paola che è bravo a giocare sempre qualche metro oltre la linea di porta. Mirabelli di testa, Pierce, Osvaldo, fallo di mano di Pierce secondo il direttore di gara, punizione. La battuta in avanti da parte di Lobosco, Cracchiolo ribatte dall'altra parte, Osvaldo, la giocata in mezzo a due, viene poi fermato al terzo che è Colantoni, Frisella, verticale sbagliato, poi Baio, occhio perché Pisciotta a campo da prendere, va Pisciotta, tunnel su Pipitone, Pisciotta, ancora gran giocata, verticale per Pierce, costretto a defilarsi, cerca di tenerli in campo, non ce la fa, ma ancora lampi di classe da parte di Pisciotta. Di testa Ledesma, poi Pierce, sponda un po' masticata, ma ancora Pisciotta che qui non riesce a trovare il tocco. Pane, Guadalupo porta a spasso il pallone, poi decide di ripartire da Dolenti. Mirabelli, Dolenti, questa volta va a lungo, cerca Pierce, anticipo di Caronia anche su Pisciotta, poi stacca Frisella addosso a Ledesma, punizione.
Si è rialzato Matteo Ledesma. Cracchiolo al piccolo trotto, il terzino sinistro di mister Cammarata, poi Ledesma dopo una deviazione che di fatto l'ha colto quasi in controtempo, l'ha sorpreso. Pipitone verticalizza subito, di testa Ledesma. Pane può prendere campo, ora Pisciotta, qui dimentica il pallone. Pipitone verticale, Baio ancora a leggere in anticipo, palla in fallo laterale. Prova a ricevere, spalla alla porta, pattina quasi sul campo del Di Marco. Frisella col cross rasoterra, tocca Pane che poi prova anche ad uscire, palla al piede. Tocco per Guadalupo che ha la falcata lunga e può andare. Guadalupo contro Colantoni che adesso lo insegue. Guadalupo si propone Osvaldo, la palla è per lui. Scambia ancora con Guadalupo che cambia fronte, va da Pierce. Posizione regolare di Nacio Pierce che mette in mezzo il pallone, prova ad arrivare Osvaldo, c'è sul secondo palo Pisciotta, Di Paola apre il compasso e salva, l'azione non è finita, c'è Osvaldo che tiene palla, il cross, Pisciotta non arriva, per palla spazzata via da Caronia. Cuffaro, Baio quasi perde l'equilibrio, non perde la palla e non perde neanche la calma e va da Mirabelli. Guadalupo qui non è riuscito con la giocata col tacco per Pierce, si diverte il Camarat. Di testa Pane sulla rimessa di Lobosco, poi Pisciotta gli calcia addosso Cracchiolo, rimessa Castellammare davanti alla panchina di Mione. Guadalupo spalla alla porta contro Colantoni che lo tira giù, l'arbitro lascia giocare, allora scambio con Baca, però non si perfeziona. Qui Mirabelli a dialogare col primo assistente, sembrava chiara la trattenuta di Colantoni su Guadalupo, non secondo il tandem composto da Scalavino e primo guardalinee. Qui di testa Pipitone, controlla Pisciotta che ha cambiato fascia con Osvaldo, va Pisciotta con la palla che non rimane in campo. Pierce evita Lampo, poi Pane ha visto lo spazio per Osvaldo, ha cercato di servirlo, la palla però prende il giro sbagliato e va direttamente in fallo laterale, si dispera Michele Pane. Pipitone verticale, ancora una volta stesso copione e stesso esito perché la palla viene raccolta dai giocatori del Camarat. Osvaldo, Pisciotta si gira fronte alla porta avversaria, va da Cracchiolo che poi si affida a Guadalupo. Mirabelli, Baio, Cracchiolo, anzi è Cuffaro, Cracchiolo è dall'altra parte, intercetta Tarantino, poi Osvaldo riesce a farla passare in qualche modo per Ledesma che va a metterla in mezzo, troppo lunga per Pierce, vediamo se arriva Guadalupo, allontana in questo caso Colantoni, rimessa Camarat. Tanto c'è qualcosa che non va sulla panchina del Camarat.
Il direttore di gara va subito a verificare, poi si può giocare con la rimessa per Cracchiolo. Guadalupo riesce a girarsi, viene fermato, ancora una volta reclama un contatto falloso non secondo il direttore di gara. Mirabelli, Guadalupo, Pane, fa salire Cuffaro. Cuffaro torna da Pane che la vuole giocare di prima ma la gioca male, per sua fortuna Ba non controlla bene, sbaglia anche dall'altra parte Cracchiolo e allora Castellammare in possesso. Frisella cerca la sterzata, poi decide di cominciare da Pipitone, va a pressare anche Pierce. Pipitone sbaglia. Ledesma, Osvaldo, avanza Pisciotta. Al piccolo trotto adesso il 7, non vuole forzare sempre la giocata, anche segno di maturità questo. Pisciotta. Giocata, poi tocca indietro a Pane, adesso invade la metà campo avversaria il Camarat. Cuffaro, Osvaldo, spalle alla porta, Osvaldo riesce a passare su Tarantino, Osvaldo ai 20 metri, palla verticale per Pierce. Ma qui sempre il tentativo di azzardare, di rischiare la giocata, di tentare la giocata, che stavolta non riesce davvero per poco, ad Osvaldo. Colpo di testa di Baio, arriva Ba, arriva Mirabelli che di testa va all'indietro, Dolenti prova a tenerla in campo, ce la fa anche con margine. Superata la mezz'ora, regge il vantaggio firmato da Guadalupo. Col Camarat che però più volte ha cercato il raddoppio. Cracchiolo, Pierce, sponda per Guadalupo che poi prova a riprendersi il pallone, vince però il rimpallo va caro e palla in avanti, Baia per in fuorigioco. Allora si può giocare, occhio a Baio che prova a scortare, questa volta ci riesce l'uscita di Dolenti. Rinvio a cercare Pierce che si gira questa volta, prova addirittura a calciare verso la porta. Tentativo velleitario, sarà comunque fallo laterale per il Castellammare, quindi opportunità per il Camarat di restare alto. Rimessa di Tarantino, Frisella non riesce ad arrivare, poi Baio la calcia in avanti, Pisciotta in mezzo a due, interviene Tarantino, poi Cuffaro non controlla bene, allora Vaccaro, verticale, l'anticipo da parte di Mirabelli su Ba, l'entrata di Malik Ba, arriva il cartellino giallo per Malik Ba, entrata brutta da parte di Ba, sicuramente non era sua intenzione fargli del male. Però l'entrata è brutta, merita il giallo.
Si può riprendere dopo il giallo a Ba, tutto nella norma per Mirabelli, per fortuna niente di grave. Punizione Camarat, 11 più recupero all'intervallo. Guadalupo può staccare tutto solo di testa, arriva Pierce alle spalle di Caronia, costretto a calciarla di fretta, subendo anche secondo l'arbitro la carica dell'argentino. La punizione per Samuele Di Paola, Ledesma di testa. Osvaldo, scarico un po' pigro su Pane che poi deve affrettare la giocata, non trova Pierce. Batte lungo qui Caronia, cerca Ba che controlla, arriva Pane che poi cerca anche la giocata col tacco, va giù senza fallo. Ba, fermato ancora da Cracchiolo, poi Vaccaro fermato da Osvaldo, anche qui regolare, arbitro che sta lasciando giocare molto. Pane si sistema, va da Baio. Cuffaro può prendere campo, cerca Pierce, il passaggio è corto, interviene in qualche modo Pipitone a metterla in fallo laterale. Baio su Pane, Mirabelli, Guadalupo cerca di passare, viene sgambettato da Vaccaro, punizione per il Camarat. Pisciotta, qui lo scambio con Guadalupo che riesce. Guadalupo ha un pensiero di calciare verso la porta. Di Paola, calcio d'angolo. Battuta lunga, colpo di testa, Ledesma nel posto giusto, al momento giusto, 4-0, Matteo Ledesma. L'ultimo domenica scorsa ci hanno regalato il rigore, non c'era bisogno di due punti per stasera. Qui attenzione a vuoto Mirabelli, la palla è per Ba che era in fuorigioco.
Baio. Qui l'avanzata di Ledesma, fronte a Osvaldo che va dall'altra parte, Guadalupo sul secondo palo, Guadalupo anticipato da Colantoni, angolo ma c'è a terra Guadalupo. Si è rialzato l'autore del primo gol e calcio d'angolo Camarat sulla palla Pane, superati i primi 40 di gioco. Pane attende il momento dei compagni, mette sul primo palo Pierce con la sponda, interviene Noto, poi tiro al volo, pallone che rimane lì, Pierce controlla, Pierce se la sposta a destro, alto. Serve il pallone. La battuta di Di Paola. Colpo di testa di Ledesma, poi Pierce non arriva e allora Lobosco, poi la palla messa fuori da Cracchiolo. L'intervento di Mirabelli, poi arriva Frisella, contrasto con Pisciotta, pallone allontanato da Ledesma. Di testa Mirabelli, fallo laterale Castellammare in zona attacco. La battuta di Lobosco verso l'area, colpo di testa a mettere fuori, poi Colantoni, la virata di Colantoni che mette in mezzo il pallone Dolen, si arrampica e la prende. Battuta lunga, Lobosco in qualche modo, poi Osvaldo pressa e induce all'errore. Pisciotta, serie di finte, ancora Pisciotta che poi cambia gioco su Guadalupo, corto però il passaggio, arriva Pane pressato da Vaccaro, Cracchiolo, verticale troppo lungo per Guadalupo, arriva in anticipo Lobosco, c'è Mirabelli ancora contro Ba, mette il piede e il 6, rimessa comunque per la squadra ospite. Fallo poi su Guadalupo da parte di Lobosco. E poi l'acrobazia per alzarsi. Pierce a vuoto con lui Lobosco, allora Pierce può tornare sulla palla, l'argentino con la giocata, la palla messa in mezzo, Pisciotta tenta la sforbiciata, la palla rimane lì, Guadalupo la sistema, Pane! Michele Pane, Karel Tris, il Camarat, poco prima della fine del primo tempo, ancora in gol, il playmaker piemontese.
e a 30 secondi dall'intervallo di metà gara, salvo recupero, mette quasi una seria ipoteca sulla vittoria la squadra di Cammarata. Lampo a rinviare direttamente in tribuna. 2 minuti di recupero. Rimessa per Cuffaro. Pisciotta, Cuffaro, Ledesma, Baio, Bada Dolenti, rilancio del portiere, colpo di testa direttamente dove c'è Ledesma. Osvaldo vuole la palla Pisciotta ma è tutto chiuso, allora si va da Cuffaro. Ora Pisciotta, Pane costretto a rincorrerla, va benissimo da Cracchiolo. Lancio lungo, cercato Pierce, la palla gli sbatte addosso, arriva Pisciotta al contrasto, poi Tarantino. Calcio addosso a Pierce. Lampo mette ancora in fallo laterale. Ledesma, la giocata su Pisciotta che sterza ancora. Pisciotta, cross, secondo palo, Pierce, arriva prima Lobosco. 30 secondi all'intervallo qui al Vito Di Marco di Cammarata, con Mirabelli e Dolenti che scortano l'uscita del pallone in fallo laterale. Dovrebbe finire qui il primo tempo, dominato dal Camarat. Pierce d'esterno su Cuffaro, poi cambio gioco un po' corto per Guadalupo mentre è rimasto a terra momentaneamente Osvaldo. Scadono i 2 di recupero. Mirabelli con l'ennesimo anticipo su Ba, direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, manda tutti negli spogliatoi. È 3-0 Camarat all'intervallo qui ai Salaci, una sola squadra in campo, quella di mister Fabrizio Cammarata. Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Bruscoleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo, e infatti inizia forte la squadra di Infantino con questa giocata di tripicchio che converge e calcia. C'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacho Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Bruscoleri. È un buonissimo Castrum Favara quello che approccia la partita. Qui ancora opportunità per Nacho Varela che sibila con il suo destro incrociato vicino al palo difeso da Marano, poi azione convulsa all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara, riesce a risolvere in qualche modo Ferrante con l'intervento, poi attacca dall'altra parte Balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Torna ad attaccare la Vibonese con questo tentativo sui sviluppi di palla inattiva. Ci ha provato Brunetti con la palla che è sempre nata sopra la traversa, poi azione sulla sinistra di Piazza che innesca l'avanzata di Eccegoyen, conclusione di Varela che si alza sopra la traversa, si dispera il capitano del Castrum Favara che poi qui si deve difendere su questa iniziativa sulla destra da parte della Vibonese. La palla arriva ad Azzara che non riesce a controllare la direzione e la forza del suo tiro. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte
della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 a accorciare le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol, poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano, dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro, azione da corner corto per Eccegoyen per il Castrum Favara, pallone che arriva in aria, poi viene allontanato in qualche modo dalla difesa calabrese, altro colpo di testa di Balla a mettere fuori e poi conclusione dalla distanza con la palla che si perde al di là dello specchio della porta della squadra rossoblù. Poi Piazza palleggia al limite, tocco per Varela che la fa scendere per poi calciarla bene leggermente sopra la traversa, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese, ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Sfida da urlo al Dino Liotta di Licata tra la capolista del girone A di eccellenza siciliana, il Partinica Audace di mister Giannusa, che a suon di vittorie anche risicate sta risalendo la china e ora minaccia anche il secondo posto. Ma la partita, molto tesa, molto spezzettata, con tante interruzioni e poche emozioni, si accende solo nella seconda metà del primo tempo. Qui la giocata di Brugnone che mette in mezzo l'anticipo di Pippo Raimondi su Vincenzo Manfrè. I due sono stati anche compagni di squadra in passato, mentre dall'altra parte Angelo Caronia prova a far girare il suo destro. La punizione viene deviata in calcio d'angolo pochi minuti dopo, sempre da palla inattiva ci prova la formazione ospite, questa volta è Mistretta, mancino debole, bloccato senza grossi problemi da Federico Valenti. Pochi minuti dopo altro piazzato per il Partinico Audace, questa volta cerca la soluzione di potenza al centro della porta Caronia. Valenti però si fa trovare pronto, cerca di reagire, cerca di rispondere in Licata con questa palla lunga e la sfera che arriva a Mero, la conclusione mancina dal limite bloccata da Peppe Polizzi. Si passa con le immagini al secondo tempo, sempre con Merola che questa volta diventa assistman, cerca il golasso alla Crespo Manfrè, gli viene respinta la suolata, poi si tuffa a corpo morto Martignetti sul tentativo di Palmisano. Dall'altra parte sempre calcio d'angolo con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa di Merola che non trova lo specchio della porta dall'interno dell'area piccola, entra Minacori, cerca subito di mettersi in ritmo, sponda di Manfrè, Merola con la conclusione respinta ancora. Don Pippo Raimondi esaltante nella marcatura insieme al suo collega di reparto Martignetti, poi il calcio d'angolo, la palla che rimane lì dopo il tocco da parte di Calaiò, blocca senza grossi problemi Polizzi, sempre a sinistra, attacca Licata in questo frangente con questa iniziativa di Merola che diventa un tiro, bloccato ancora dall'estremo difensore partinicese, ancora sull'automancino, la palla messa in mezzo alla ricerca di Manfrè, l'anticipo del solito Martignetti, poi succede questo, liscio di Calaiò che stende poi il suo avversario lanciato in ripartenza. Il direttore di gara non ha dubbi, rosso per il capitano del Licata che deve giocare il resto della partita in inferiorità numerica, ma da quel che si vede in campo neanche sembrerebbe. Qui la giocata al limite dell'area di Manfrè che cerca di pulire il pallone per Tommy Flores che la piazza col mancino, il volo sotto l'incrocio di Peppe Polizzi a mettere in calcio d'angolo, poi è sempre l'argentino che mette in mezzo da questo corner, è pettinato, entrato proprio per mettere una pezza alla mancanza di Calaiò in difesa, a sfiorare il gol. Dall'altra parte l'uscita avventata di Valenti, la palla che rimane lì e ci pensa proprio l'ex Canicattì a salvare sulla linea, poi Palmisano con il cross, secondo palo, l'anticipo per il tentativo della rovesciata e colpo di testa da parte di Micchi, subentrato a Manfrè
palla che sorvola la traversa, insiste nonostante l'uomo in meno la squadra di Bonfatto, che attacca sempre a sinistra. Qui il cross di Tedesco sul secondo palo, prova a rimetterla Palmisano, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta. Infine il calcio d'angolo di Tommy Flores, allontanato dalla difesa del Partinico Audace, che riesce a strappare lo 0-0 a Licata che si salva nonostante l'inferiorità numerica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima. Arriva però Lucera che strappa il pallone, Lucera si invola, l'uscita, poi arriva Muratore, Murato il suo tiro, Stassi, salvataggio, Muratore, tiro parato da Diouf, pallone allontanato dove c'è Antona, colpo di testa, poi l'intervento in qualche modo di Drago, colpo di testa verso Lucera, poi Stassi controlla e calcia, respinto il suo tiro, Barri, la palla incollata sempre al piede, ora Colley. Il cross, Murato, Perricone, poi Lucera è sforbiciata in due tempi. Diouf la prende per evitare la rimessa, poi sbaglia. Allora attenzione ad Ovusu ai 20 metri, la virata, poi il cambio gioco su Lucera, fronteggia Lucera, destro, la parata di Diouf a negare il gol, poi spazza la difesa dell'Atletico. Punizione per l'Atletico, Pizzocero sulla palla, spiove verso l'area di testa Antona, poi conclusione che non scende a sufficienza per Scrozzo, palla in verticale, Lucera 20 metri, Lucera finta, Lucera allarga, Licata, anticipo, Licata, tiro respinto clamorosamente da Lindner. C'è il fischio per questa punizione, Colley dentro l'area, l'anticipo, poi controlla l'ultimo Licata che pensa al destro, palla che esce, Lucera, Stassi ha visto Colley, lo serve, Colley si è buttato dentro Lucera, la posizione è regolare, Lucera davanti a Diouf che gli sbarra la strada, poi ancora Lucera sul fondo, Lucera mette in mezzo, Diouf para anche questa, velocissimo Maranzano, è un 3 contro 3, Maranzano sceglie Messina, Messina salta Muratore, Messina al limite, calcia De Miere, occhio alla ribattuta, York fuori gioco. La punizione per l'Atletico, pallone che spiove, attenzione York, da pochi passi la manda fuori. C'è la punizione per l'Atletico Partinico, Cannavo cerca la porta del Miere, male! È il gol di York che porta in vantaggio l'Atletico Partinico, ha segnato York, qui non benissimo De Miere. La punizione, si prende la rincorsa, troppo alto. Palla verso l'area, Ovusu prolunga, pallone che rimane lì e per poco, un po' Lio, un po' Muratore e poi Perricone non creano i presupposti per il pareggio. Antona, palla sventata verso l'area, Lio in anticipo su Diouf, l'arbitro lascia giocare, poi calcio d'angolo per il Gemini. Per l'arbitro può passare così, ha vinto l'Atletico Partinico che spugna San Giovanni Gemini 1-0, gol di York decisivo.
secondo tempo qui dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata, ripresa che inizia con un cambio per parte, perché nel Camarat è uscito l'autore del terzo gol, ovvero Michele Pane, al suo posto Marchica, alla prima in casa dopo il suo ritorno a Cammarata. Dall'altra parte è uscito Malik Ba, al suo posto è entrato con la maglia numero 13 Urso, quindi probabilmente anche cambi più a scopo precauzionale, soprattutto per quanto riguarda Malik Ba, che ricordo anche essere l'unico ammonito dell'incontro fino a questo momento per quel fallo su Mirabelli. Per il resto tutto confermato pausa, il Camarat da una parte e dall'altra. È uscito con il numero 8 l'autore del gol Michele Pane, al suo posto con il 16 Giuseppe Marchica. Marchica che è dunque tornato, iniziato la stagione con la maglia dell'Akragas SLP in promozione. Fatto parte delle tante novità di organico per la squadra di Sebbi Catania dopo il girone di andata. Intanto a terra Lorenzo Mirabelli, problema al ginocchio destro per il centrale ex Favara. Va a sincerarsi anche delle sue condizioni Caronia, oltre naturalmente allo staff medico del Camarat. Adesso vediamo anche se ci sarà del movimento sulla panchina, anche per capire le condizioni del numero 6 dei Montanari. Si rialza Mirabelli, da capire anche se sarà in condizione di riprendere a giocare o se dovrà effettuare la seconda sostituzione Fabrizio Cammarata. Torna in campo il difensore del Camarat. Qui Baio di testa anche su Urso, poi palla rigiocata in avanti da Tarantino, svirgola Cuffaro. Marchica, sovrastato da Urso, l'arbitro ferma il gioco, assegna calcio di punizione. Mirabelli. Alza la testa e lancia, cerca Pierce, lo trova. Pierce contro Caronia. Guadalupo, affrontato ancora dal capitano del Castellammare. Poi Cracchiolo, Ledesma. Guadalupo, controlla a seguire. Cracchiolo, Pierce. Cerca ancora di fare correre Cracchiolo, davanti a lui lo Bosco, ma soprattutto Caronia, che mette la palla fuori. Rimane in campo, arriva Pierce. Poi palla recuperata dal Castellammare che spazza via. Baio. Ancora Baio, costretto ad allungare la falcata per andare da Mirabelli. Cracchiolo. Chiama la palla Guadalupo, la palla in realtà è per Pierce che cerca la sponda, non gli riesce. Qui la giocata ancora di Pisciotta che prova a riaccendersi come nel primo tempo, viene trattenuto da Pipitone, calcio di punizione, cenno d'intesa tra il 7 di casa e il 4 ospite.
Dolenti, Mirabelli, lungo linea da Osvaldo, è venuto incontro anche Guadalupo, la palla ce l'ha l'argentino, cerca la giocata, in qualche modo gli riesce, sempre Osvaldo, la palla incollata ai piedi, in mezzo a due, prova a passare, arriva anche il terzo che è Lo Bosco, poi colpita in pieno la mano del numero 17 del Camarat. La punizione è battuta da Caronia, interviene Ledesma, poi la palla cade sui piedi di Vaccaro. Urso cerca Noto, il quale prova a fare a sportellate. Colantoni affrontato, ultimo tocco di Guadalupo, rimessa Castellammare con Colantoni che la lascia anche con qualche brivido allo Bosco. Frisella, lo scarico problematico ancora sul numero 2, costretto a inseguire. Caronia, lancio lungo, troppo lungo per tutti, arriva Dolenti e rilancia il portiere Nisseno. Qui cerca un controllo difficilissimo Pisciotta, palla che comunque esce per un fallo laterale in favore della squadra di casa, che ha ancora 4 cambi a disposizione. C'è il secondo portiere Banfi, poi Osavie, Guerrero Pereira, Miano, Infantino, Di Romana, Di Marco e Samuele Serio. Mentre intanto Baio anticipa, allontana Cuffaro, la panchina del Castellammare col secondo portiere Motta, poi Musso, Cruciata, Di Bella, Cervillera, Caiozzo, Gammicchia e Messina. Partito dalla panchina il Gitore Messina, così come Cervillera, altro giocatore arrivato tra grandi aspettative durante l'estate. Qui con la spalla Frisella che mette dentro, la fa uscire fuori Dolenti. Cuffaro la lancia su Pierce, interviene Lampo, poi Pisciotta, ancora Lampo, Ledesma, Guadalupo, la giocata di Guadalupo che qui viene sgambettato da Vaccaro, punizione Camarat. Guadalupo, Cracchiolo, qui la palla passa, non riesce a controllarlo Osvaldo, Baio di testa. Guadalupo, Cracchiolo, Guadalupo, Osvaldo, Ledesma, giocata ancora per Guadalupo, scivola Urso, poi Pierce cerca di apparecchiarlo per Guadalupo, non ci riesce, allora prova ad uscire il Castellammare con la corsa di Vaccaro, verticale ma Noto, stava andando dritto verso la porta. Marchica, Cuffaro, Marchica ancora, con spazio, può attaccare anche la porta Marchica, decide di andare esterno da Pisciotta, interviene in questo caso Lampo, per palla lunga a cercare Noto, che non può arrivare, sarà rimessa per gli uomini di Fabrizio Cammarata. 9 minuti trascorsi, fin qui amministrazione totale del possesso, del ritmo di gioco e del risultato da parte del Camarat. Deve arrivare il pallone arriva adesso direttamente tra le mani di Cuffaro. Cuffaro va a lungo, Marchica prolunga, c'è Pierce che non riesce a girarsi per la marcatura da parte di Lampo, poi fuori gioco di Noto, punizione per i Montanari. Pisciotta,
Cambio con Cuffaro, poi la palla passa dal centro con Marchica che non arriva Lampo, poi Pipitone, Tarantino per Frisella, lo scontro con Cuffaro, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio, ancora a terra però Luca Frisella. E allora le cure del caso per il numero 11 della squadra ospite. Caronia di testa Noto verso Tarantino che deve impegnarsi per tenerla in campo, poi Frisella che si è ripreso, anticipato da Marchica, Lampo in verticale a cercare Urso, arriva Baio in anticipo anche in mezzo a due, poi Cuffaro prova a calciarla e ci riesce addosso ad Urso, rimessa per il Camarat proprio per il suo giovane terzino. Pierce questa volta riesce a girarsi sul Lampo, poi Pipitone chiude Pisciotta, eccolo Gabriele Lampo che non controlla bene, poi Marchica steso dal centrale, ex tra le altre della Don Carlo Misilmeri. Ledesma, Marchica, Cuffaro, quella palla passa e allora Cuffaro può andare, Cuffaro cerca la sterzata, bravo Caronia a rimanere fermo e a non concedergli la giocata facile. Vaccaro, Frisella qui con la giocata vuole divertirsi anche lui evidentemente. Palla dalle parti di Noto che va giù, tutto regolare. Ledesma, Guadalupo, può avanzare il 20, autore del primo gol della partita. Guadalupo, lungolinea su Osvaldo che cerca poi di scavalcare, l'anticipo di Colantoni su Cracchiolo, la palla rimane in campo, viene calciata via, Mirabelli di testa, Guadalupo controlla. Sventaglia a cercare Pierce contro Lampo, arriva Marchica, tiro deviato, pallone che rimane lì, c'è fuori gioco. Può andare Di Paola, colpo di testa a prolungare da parte di Frisella, poi Noto col tacco, giocata abbastanza telefonata ma anche imprecisa da parte del puntero del Castellammare. Ripresa che sta scivolando via abbastanza rapidamente, 13,5 dalla ripresa delle operazioni. Palla in avanti, Osvaldo anticipato da Lo Bosco che la mette in fallo laterale, anzi la palla rimane in campo. Qui Vaccaro in anticipo sulla Ledesma, colpo di testa di Marchica, quello di Osvaldo a prolungare, poi interviene ancora Colantoni, palla in verticale sbagliata, interviene Mirabelli, Marchica, poi nuovamente Pipitone, ora Cuffaro portato a miti consigli da Dolenti che riceve e lancia. Pisciotta in due tempi, la palla è uscita, quindi rimessa per il Castellammare. Pipitone sbagliato il suo tocco, Pisciotta allora prova ad andare in campo aperto, decide di rallentare, poi prova a lanciare, ma lancia male sia per Ledesma, scusate, sia per Osvaldo sia per Nacho Pierce. Frisella contro Cuffaro, la sposta, poi arriva proprio il terzino. Marchica vuole ragionare, Ledesma provate a girarsi per vedere dove fosse Cracchiolo, adesso riceve Cracchiolo da Mirabelli. Ledesma
si rifugia da Dolenti, occupa meglio il campo adesso il Castellammare, forte anche del fatto che comunque il Camarat sta gestendo molto più lentamente il ritmo. Occhio però alla palla recuperata da Tarantino, che alza la testa, vede Dolenti fuori dai pali, cerca di batterlo. Addirittura il controllo col petto di Tano Dolenti. Ledesma, il velo qui tentato da Pierce, non l'ha capito Marchica, che poi comunque va a pressare su Caronia, palla lanciata direttamente in fallo laterale. Ledesma, Guadalupo, Ledesma, Cracchiolo. Avanza Cracchiolo, al suo fianco c'è Pisciotta. Cracchiolo cerca di dargli la palla in verticale, Pisciotta la voleva sui piedi. Il rinvio da parte di Di Paola, colpo di testa di Pipitone, poi Ledesma cerca e trova Osvaldo, pressato Osvaldo, l'ultimo tocco è il suo, rimessa a Castellammare. E Tarantino che va con le mani su Frisella. L'ultimo tocco è di Marchica e allora altro fallo laterale per la squadra di Mione, sempre con Tarantino, sempre su Frisella, sempre spalla alla porta, questa volta incespica sul terreno, la palla passa al Camarat. Rimessa giocata in avanti, la palla messa in mezzo, Dolenti. Cercare di far correre Guadalupo che l'ha voluta e adesso galoppa. Guadalupo cerca di spezzare il raddoppio, alla fine la palla va da Pisciotta. Cracchiolo per Mirabelli. Marchica, si è sganciato Osvaldo, la palla è per lui, ha letto tutto in anticipo Lampo che si accontenta di metterla in fallo laterale. Rimessa per Cuffaro mentre prepara un'altra mossa Fabrizio Cammarata. La palla va fuori, è rimessa per il Camarat, che a breve vedrà forse anche 2 ingressi sul terreno di gioco. Sta per entrare Guerreiro ed esce Osvaldo. Seconda sostituzione tra le file biancazzurre, esce con il numero 17 Osvaldo Facundo e fa il suo ingresso con il numero 11 Guerrero Pereira Duarte. Tanto Mirabelli riconquista per il Camarat. Cuffaro, Guadalupo,
Mirabelli gioca con Dolenti. Cracchiola. Mirabelli. Guadalupo la fa passare, però ancora una volta non c'è un compagno sul velo. Poi Mirabelli di testa. Vaccaro. Noto. Va giù Noto. Fallo per aver trattenuto la palla per terra con le mani, però si è fatto anche male il numero 9 degli ospiti. Guadalupo controlla il volo, poi l'anticipo da parte di Vaccaro. Fallo laterale. Interviene Lo Bosco, però sui piedi proprio di Guerreiro. Ledesma. Cuffaro, palla a cercare Pisciotta, triangolo che si chiude anche con l'aiuto di Ledesma che gioca in avanti, va giù senza fallo. Baio di testa, è ancora a terra Ledesma, che adesso si rialza. Guadalupo, Guerreiro, controllo non perfetto, arriva Lo Bosco, poi stacca ancora Ledesma contro Frisella. Pallone sbucciato dal numero 5 che poi va anche a pressare su Tarantino, lancio lungo. Mirabelli o Cracchiolo, alla fine alla meglio Vaccaro che calcia malissimo. Attenzione alla palla per Cracchiolo, uno sguardo in mezzo, Guadalupo, Cracchiolo, lato corto mette in mezzo, Lo Bosco, in fallo laterale. Cambio Camarat, esce Cuffaro, entra con la maglia numero 13 Roberto Miano. Cuffaro, Bicicletta Giuseppe e fa l'ingresso con il numero 13 Milano Roberto. E dunque Baio che dovrebbe tornare a fare il terzino, quota under che viene mantenuta. Colpo di testa di Caronia, Pisciotta, palla fuori, non di molto. Cambio anche dall'altra parte con l'uscita di Tarantino.
maglia numero 18 per Cristian Caiozzo. E si può riprendere a giocare. 20 più recupero alla fine. Di Paola rinvia. Scavalcati tutti, sarà fallo laterale per il Camarat. Cracchiolo, dribbling su Baccaro che scivola. Ledesma, Miano, altro arrivo di dicembre. Guadalupo alza la testa e lancia, cerca Pisciotta, fermato da Lampo, poi Marchica. Qui Lampo con un'entrata non esattamente bellissima da vedere. Marchica con il cross che diventa un tiro, la palla esce nettamente oltre la traversa. Comunque non è uscito Mirabelli nonostante qualche piccolo problema, evidentemente è ok il numero 6 della squadra di casa, mentre è alle viste un cambio per il Castellammare con l'uscita di Baccaro con la maglia numero 3. Entra con la maglia numero 15 Cruciata, classe 2008, ragazzo molto interessante, titolare per diverse partite anche nel Castellammare in questa stagione. Il rilancio di Paola, stesso esito di prima, palla che esce direttamente in fallo laterale e ancora una volta manca il pallone. Comunque terzo cambio per il Castellammare con l'ingresso di Urso per Ba, l'ingresso di Caiozzo per Tarantino, adesso quello di Cruciata. Intanto prova a passare Guerreiro lato corto, palla in mezzo, Pierce! Andava solo lui! Ecco Nacio Pierce! 4-0 Camera! E arriva anche il cambio per Guadalupo, doppio cambio in realtà per il Camarat. Entra Serio al posto di Baio, va fuori anche Guadalupo, entra Di Marco e fa il suo ingresso in campo il numero 25 Serio Samuele. Dunque termina i cambi con anche l'ingresso di Di Marco al posto di Guadalupo, il tecnico di casa. Esce anche Kevin Guadalupo, l'autore del gol, ed entra al suo posto Di Marco. Tutto questo a un quarto d'ora dalla fine, mentre il pallone va direttamente nella vallata.
o per meglio dire nel parcheggio del Di Marco. Spero che non mi abbia preso in pieno la macchina, ma scherzi a parte. Si torna per l'ultimo quarto d'ora qui al Vito Di Marco e dunque sono 7 i risultati utili consecutivi del Camarat, che porta il suo score clamoroso a praticamente mezzo girone, con la cura Cammarata che funziona a meraviglia. Cracchiolo, e adesso a giudicare anche dai risultati che sono venuti fuori e che stanno venendo fuori, si può sognare da questa parte della montagna, perché ieri ha perso il Marsala, hanno pareggiato Partinico e San Vito, sta pareggiando la Don Carlo Misilmeri col Bagheria 90-011, sta vincendo, l'unica squadra a vincere lassù è l'Unitas Sciacca, che è avanti 1-0 col San Giorgio Piana. Per il resto anche il Licata sta pareggiando con l'Accademia, mentre Di Paola arrabbiatissimo con i suoi. Marchica qui sul rinvio di Paola, cerca di controllarla, non ci riesce. Ho sentito qualche dibattito, qualche cosa, in modo parola perché io lo voglio fare, perché i giocatori ogni volta se ne vanno a esaltare per partita e noi non giudiziamo. Se non riuscirà così. La rimessa, colpo di testa di Frisella a prolungare, poi Urso chiuso da Miano, poi Serio fermato fallosamente proprio dal numero 13 della squadra ospite. Lungolinea, Pereira viene fermato col fallo da Lobosco. Ledesma che batte per Roberto Miano. Pisciotta, la ruleta per cercare di evitare Colantoni, il quale si aggrappa i pantaloncini. Qua direttore di gara che ha deciso deliberatamente di non ammonire nessuno per questo genere di trattenute. Unico ammonito Malik Ba per quell'entrata su Mirabelli nel primo tempo. Miano, Cracchiolo, Pereira prova ad avanzare l'11 che accelera, Pereira fermato senza fallo da Lobosco, poi pallone spazzato a Caronia. Miano la calcia più lontano che può, di testa cruciata, poi la giocata di Di Marco che guadagna il fallo laterale. Pisciotta, Ledesma, Di Marco, trattenuto la cruciata. La palla viene giocata a Cracchiola a Miano, cambio gioco dalle parti di Samuele Serio. Tanto ancora cambi, esce Frisella ed entra Gammicchia nel Castellammare.
Miano, ultimi 10 più recupero. Mirabelli per Dolenti, praticamente inoperoso il portiere del Camarat oggi pomeriggio. Miano verticalizza per Pierce, sponda, poi pallone allontanato da Colantoni, non riesce a controllarlo Noto. Serio lo scambio, poi Marchica, ancora Serio che prende in controtempo l'avversario, bella giocata ancora del Camarat, Pierce ancora a cercare Serio da terra, in qualche modo Cammicchia nega quella che sarebbe stata la chiusura di un'altra bellissima azione al piede del Camarat. Marchica per Ledesma, pallone corto, c'è però Lorenzo Mirabelli, divenuto capitano dopo l'uscita di Baio, palla lunga, Pierce, sponda per Pereira che converge, ancora Pereira, scarica Pierce, Pierce la tiene e torna indietro da Ledesma che allarga e lo fa bene su Cracchiolo. Di Marco prova a premiare il suo giovane terzino che passa ancora dal centro, Pereira, Ledesma, tutto chiuso, Ledesma prova nuovamente a bucare le linee del Castellammare, gran giocata intanto di Pisciotta, sinistro, palla fuori, gli sta mancando solo il gol. Battuta lunga, Mirabelli col petto, poi Ledesma, Marchica, Pisciotta, Ledesma, cambia gioco, lo fa male, allora prova a ripartire Urso con Noto, Marchica è scivolata, ancora Noto, poi Cammicchia, il tunnel qui da parte di Colantoni, ancora Cammicchia, si sgancia Cagliozzo, lo vede, prova a servirlo ma c'è Pereira sulla linea di passaggio. Di Marco prova a farla passare, poi si lotta, Noto, Urso prova a passare, scivolata di Miano che la tocca per ultimo, rimessa Castellammare. Noto con la scivolata che però non funziona, allora Di Marco prova a ripartire, Ledesma, Pereira, spalla alla porta in mezzo a due, Pereira, ultimo tocco di Colantoni, no, ultimo tocco di Pereira secondo il direttore di gara. Pipitone verticalizza ma c'è Cracchiolo, Di Marco, Marchica, tocco per Serio che avanza, Ledesma, Marchica, Serio, Miano, Di Marco, cerca di sventagliare su Pierce la palla in aria, colpo di testa di Caronia anche in anticipo su Di Paola che è rimasto a terra. Rimasto a terra anche il capitano. Necessario l'intervento dello staff del Castellammare, va a dare una mano anche il medico del Camarat.
ricordato solo questa cosa. Tutto ok per Di Paola, per fortuna. Arrivano anche gli applausi del pubblico del Di Marco per lui. La rilancia il portiere del Castellammare, dove c'è Urso, poi Cammicchia, Colantoni, la gira ma la gira male, allora prova ad autolanciarsi Pereira. Pereira corre, rimontato però da Cagliozzo e viene poi portata via la palla da Colantoni, poi Urso per Gammicchia, affrontato qui, è fermato da Marchica e guadagna anche calcio di punizione. Ultimi 2 minuti e 45 secondi. C'è il cambio gioco di Serio dalle parti di Miano, ormai partita che non ha più nulla da raccontare. Cracchiolo per Ledesma, Marchica gira per Serio. Pallone scodellato in mezzo, Pierce con la girata di Paola. Rilancio del portiere del Castellammare, Mirabelli prende il tempo a Noto, Pipitone, Colantoni, poi lungolina di Lobosco intercettato, Pereira, serve Pierce, sponda per Di Marco in qualche modo al pieno del pallone, Di Marco evita Lobosco, ancora Di Marco va giù, senza fallo, sarà comunque rimessa Camarat. C'è l'ultimo cambio nel Castellammare. L'uscita di Colantoni. Maglia numero 16 per Nicola Di Bella, classe 2007. Esaurisce i cambi dunque anche Peppe Mione a 40 secondi dallo scadere del 90°. Rimessa per Cracchiolo, Di Marco subito tamponato da Cagliozzo, riesce a passare Di Marco, pallone che passa dal centro, fallo, anzi era proprio Di Bella il nome entrato ad aver commesso fallo. Adesso vedremo l'entità del recupero.
punizione verrà battuta proprio da Di Marco, scade il 90esimo. Fischia l'arbitro per questa punizione per il Camarat. Di Marco, bella palla, che non viene però controllata da nessun compagno, ma l'arbitro emette i 3 fischi. È finita la partita, il Camarat batte il Castellammare con un netto 4-0. Continua la corsa, continua il sogno dei montanari, che adesso vedono sempre più concreta la zona playoff.